Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venture. Come sempre, ormai di consuetudine, vi facciamo un po' vedere come siamo organizzati, i vari lavori che dobbiamo fare, insomma quello che dobbiamo andare a fare durante i vari periodi dell'anno. Siamo a fine aprile in questo momento in cui registriamo il video e vi portiamo un po' con noi in questo giorno di lavoro in vigna. Vi facciamo vedere cosa stiamo facendo in queste giornate. Questa è la situazione, diciamo, che abbiamo in questo momento in vigna. Vedete una bella vegetazione che si sta sviluppando in verticale, in altezza, e prossime settimane faremo un po' quelle lavorazioni di palizzatura. Oggi cosa andiamo a fare? Andiamo a fare la gestione del verde e la potatura verde delle nostre viti. Questa è un'operazione molto importante da fare in questo periodo perché ci consente di andare a scaricare, vedete, in questo modo una parte, ecco, dei germogli che non ci servono, e andare a gestire al meglio quella che sarà la potatura invernale durante il periodo invernale. Vedete come stiamo creando un po' di spazio all'interno della testa della vite, in questo modo, andando a eliminare un po' di tralci, germogli, ecco, che diventeranno tralci, che non ci serviranno per la potatura invernale. Vedete rispetto a come era prima la pianta, come si è sicuramente creato spazio in questa zona, quindi la ventilazione che si caratterizza in questi giorni e in questo periodo, diciamo noi periodo primaverile, in parte periodo estivo, abbiamo una discreta ventilazione, siamo in mezza collina, per cui beneficiamo di questa situazione, quindi l'aria si può infilare bene all'interno della vite e poi i trattamenti che andiamo a fare ovviamente possono essere mirati maggiormente alle porzioni di verde che rimangono sulla pianta. In questo caso è evidente che noi dobbiamo andare a rispettare quelli che sono gli speroni che abbiamo lasciato durante la potatura invernale, quindi questi due germogli non li tocchiamo e speriamo che durante tutta la stagione questi due germogli si fortifichino e a fine stagione lignifichino molto bene, in modo tale da dare la continuità della potatura, ecco, materiale in potatura, mentre andiamo a eliminare tutto il resto, soprattutto quello che parte al centro della pianta. In uguale modo dobbiamo gestire anche questa pianta. Vedete come ha una forte impalcatura, una forte vegetazione, e noi andiamo a eliminare, come dicevamo, tutti questi germogli che non ci interessano, possiamo dire secondari, con meno forza, o posizionati in posizioni che non ci sembrano interessanti ai fini poi della potatura. E abbiamo il beneficio appunto di creare un po' più di arieggiamento. Possiamo anche andare delicatamente a togliere le prime foglioline qui basali, volendo, in modo tale da comunque creare arieggiamento. Come vedete abbiamo creato spazio e la pianta in questo modo sta meglio. Anche in questo caso vedete quanto materiale c'è in questa zona, quindi andiamo a tirare via, come dicevamo, tutti quel materiale che non ci interessano, e osservando bene la pianta noi possiamo vedere che qui abbiamo lasciato uno sperone, questo sperone in autunno e in inverno, e ora dobbiamo andare a gestire in questo caso la presenza dei germogli proprio per andare a trovarci bene nel periodo invernale della prossima potatura. Vedete in questo caso che questo sperone ha prodotto questi germogli, ma sono troppi rispetto al numero di germogli che dovrebbero essere. In questo caso soprattutto si può vedere come siano doppi, cioè abbiamo un germoglio principale, questo un po' più robusto, e uno avventizio, diciamo più piccolino. Ecco, questo noi andiamo a tirarlo via sia per creare arieggiamento, ma soprattutto per agevolarci nel periodo invernale, come dicevamo. Andiamo a eliminare anche questo che non ci interessa, perché in questo punto mi butta verso in fuori e non è in una posizione che mi è molto piacevole. Ci troviamo a gestire ulteriormente questa gemma che ha prodotto un doppione, quindi un doppio germoglio. In questo caso seguiamo sempre un po' il percorso linfatico, quindi andiamo a tenere buono questo e speriamo che appunto si fortifichi, quantunque è già bello robusto e dà ottime speranze, e andiamo a togliere delicatamente questo. Ecco che il nostro sperone l'abbiamo gestito secondo noi in modo corretto. Come vedete generalmente tendiamo a non toccarli perché hanno già un futuro sperone, un futuro capofrutto, ma nel caso in cui troviamo, ecco, questa situazione di troppi tralci, troppi germogli sulle gemme, quindi dei doppioni o a volte dei tripli, dobbiamo andare a schiarirli. Ecco, questo è un lavoro che tendiamo sempre a sottolineare poco, ma è importante sottolinearlo. È un lavoro, vedete, un po' lento, un po' certosino,
è un lavoro sicuramente non di produzione ma di qualità, cioè nel senso che facendo pochi gesti riusciamo, vedete, a aprire bene la pianta, a dargli un senso di ramificazione, dare un bel arieggiamento e favorire la qualità dell'uva. Ed anche in questo caso tanto agglomerato di germogli, dobbiamo andare a fare questa selezione. Ovviamente noi la facciamo in prima persona, chi gestisce la potatura in inverno è poi chiamato a fare questo lavoro, cioè siamo noi sempre, proprio perché non vogliamo delegare questo lavoro assolutamente, perché poi una potatura verde fatta bene nel periodo primaverile estivo ci consente poi appunto di viaggiare veloci nella potatura invernale. Ecco, poi facendo questo lavoro una piccola parte di uva può essere scaricata, perché vedete in questo caso questo piccolo pre-fiore andiamo a scaricarlo, noi andiamo a tirarlo via. Ovviamente cerchiamo di tenere buono tutti quei germogli che si posizionano sugli speroni, sul capofrutto ovviamente, perché quelli sono quelli che danno l'uva principale. Poi andiamo a tirare via quei germogli che partono dal vecchio, diciamo dal legno più vecchio, che tendenzialmente nelle varietà che coltiviamo noi non portano tanto frutto, per cui grossi danni non andiamo a farlo. Ecco, vedete anche in questo caso abbiamo un doppione e andiamo a tirarne via uno. In questo caso vedete il nostro sperone ha creato una gemma che però si è divisa in due germogli, e in questo caso è facile la scelta. Ovviamente in questo caso noi andiamo a difendere, a tenere questo, perché un motivo è perché è più robusto di questo, indicativamente è già una scelta, è già un motivo abbastanza valido, ma a corroborare questa scelta è il fatto che questo germoglio mi punta un po' più verso il centro, mentre questa ha una direzione un po' centrifuga rispetto alla pianta, per cui mi butta un po' dopo la vegetazione verso il centro della fila. Mentre vedete in questo caso l'anno prossimo andremo a tagliarlo qui, creeremo un nostro speroncino che mi va a tenere poi la vegetazione più verso il centro della pianta, quindi vado ad agevolare poi le fasi di potatura. Per noi la stagione è partita a tutto spiano, perché siamo occupati con tutti quelli che sono i lavori tipici di questo periodo, quindi dalla gestione del suolo a iniziare un po' a organizzare quelli che sono i futuri impianti di irrigazione, perché abbiamo un nuovo vigneto da portare avanti. Però ecco, non ci sottraiamo a questo lavoro, perché ovviamente è di grande importanza secondo noi, proprio perché riusciamo in questo modo a creare qualità, a dare arieggiamento, a gestire al meglio la nostra chioma. Ecco, noi questo lavoro lo facciamo con le mani, ci sono varie aziende che invece lo fanno anche con le forbici, con l'ausilio delle forbici sarebbe più adatto magari, perché si fa meno una ferita da strappo. Noi un po' per velocità, per cercare di accelerare un attimo sui tempi, che è già un po' lento come lavoro, andiamo via manualmente, altrimenti dovremmo un po' alternare, diciamo, cerchiamo di trovare un compromesso. In questo modo secondo noi comunque facciamo una bella pulizia, una bella tabula rasa, si crea un po' di ferita da strappo. Se riusciamo a intervenire in tempi abbastanza utili, diciamo, queste ferite non sono così particolarmente insidiose, ecco. Però capiamo che se qualcuno magari nei commenti ci scrive sarebbe meglio farlo con le forbici, sì, sicuramente alcuni germogli un po' più grandi andrebbero gestiti forse in maniera leggermente diversa, ecco, quindi su quello lo condividiamo. Poi noi cerchiamo, come sempre diciamo, cerchiamo di fare quello che possiamo. Ecco, poi c'è sempre da considerare che noi in questa stagione abbiamo iniziato a fare i primi trattamenti antifungini, quindi antiperonosporici, antioidici, quindi eventuali ferite andiamo appunto, le ferite che andiamo a creare andremo a gestirle, a trattarle nelle prossime giornate, per cui insomma un po' di copertura la riusciamo a dare, e quindi insomma siamo abbastanza sereni da questo punto di vista. Ecco, in questo periodo tra l'altro sta mettendo una serie di giornate veramente secche, ventilate, come vedete, come possiamo vedere anche dal video, quindi fare questo lavoro in queste giornate così ventilate, asciutte, secche anche la mattina, le vigne sono belle asciutte, ci consente comunque di lavorare anche con una certa
tranquillità anche in relazione al fatto che andiamo a creare appunto queste piccole ferite. Quindi veramente quest'anno, in questi giorni, ci sta dando una mano il meteo. Ecco, vedete, per terra si vede dove siamo passati, perché soprattutto in questa varietà che è un trebbiano abbiamo diversa roba da tirare a terra, quindi vedete tutti questi germogli anche di una certa lunghezza che andiamo a tirare via in questo periodo. Ecco, li lasciamo a terra, ovviamente poi quando trinceremo l'erba andremo a trinciare anche questi germogli. Ecco, allora avete visto un po' come siamo organizzati. Ci teniamo sempre, se riusciamo, a documentare con questo lavoro, perché è un lavoro per noi molto importante, molto prezioso, proprio un lavoro di qualità che ha appunto tutte le varie sfaccettature, i vari ritorni di benefici a medio e lungo termine che appunto abbiamo sottolineato durante questo video. Ecco, magari scriveteci anche voi come siete organizzati, se riuscite a fare questo lavoro. Ovviamente anche noi, essendo in pochi, non riusciamo a passare tutta la campagna, però un po' per esperienza, un po' perché sappiamo i tipi di vitigni, un po' perché sappiamo le esposizioni, cerchiamo di concentrare questo lavoro magari nei vitigni e nelle zone, nei vigneti dove sappiamo che ha un senso farlo e che ha anche un beneficio molto importante, il fatto che appunto passiamo a fare questa scacchiatura, questa pulizia delle teste. Ecco, quindi noi andiamo avanti con questo lavoro, vi lasciamo l'appuntamento al prossimo venerdì con una nuova puntata. Qui in fondo trovate magari alcune schede, se vi siete persi qualche video andate a recuperarvelo. Nel frattempo iscrivetevi al nostro canale, ci vediamo la prossima settimana.